Oggi al Palaugiata si gioca la prima giornata di Serie A del campionato di futsal. Si affrontano Roma 1927 Futsal e Ital Service Pesaro. Diamo lettura alle formazioni. Ital Service 2 ricordi, 5 Toni Landel, 6 Castaldo, 7 Italiani, 8 Pitti, 14 Gomez, 19 Trovisano, 22 Ambrosio, 24 Perichelli, 65 Saponara, 86 Ottolena, 88 Manservigi, tecnico il signor Davide Parmiesi. Passiamo alla squadra della capitale, alla squadra giallorossa, alla squadra di casa, con il numero 1 Anzini, con il numero 2 Ercolesi, con il numero 7 Iscro, con il numero 8 Murillo, con il numero 13 Ducci, con il numero 15 Amici del futsal, ben ritrovati, che piacere ritrovarvi qui dal Palaugiata. Buonasera da Matteo Santi, inizia la Serie A 24-25, partita inaugurale del campionato, la nuovissima Roma contro l'Ital Service Pesaro. È la prima partita di questo campionato che si preannuncia sicuramente appassionante e sarà una partita delle prime volte, una prima volta ovviamente per la nuova nata dalle ceneri di quella che è stata l'Olympus Roma, la Roma 1927 Futsal, che affronta una grande, una storica di questa Serie A, ovvero l'Ital Service Pesaro. E sarà una prima volta per i tanti nuovi acquisti in maglia giallorossa, per un Pesaro completamente rivoluzionato rispetto al passato con la nuova guida tecnica. Sarà una prima volta per Davide Daffo Bargnesi. Insomma, tanti temi sul piatto di questa prima giornata di campionato. Vi lasciamo con un po' di ambientale, con l'inno della Roma per la prima volta in Serie A. E insomma, questa prima giornata di campionato che vedrà oggi altre partite, perché alle 20:30 alle 84 contro Benevento, la prima volta, a proposito di prime volte del Benevento in Serie A, poi campione d'Italia della Meta Catania contro la Came Treviso, il Napoli che affronterà il Pirossigeno Cosenza e il Sandra Bade con l'Ecosi di Genzano. Domani si chiuderà il programma gare con Active Network Feldieboli, gara che sarà trasmessa in diretta su Vivo Azzurro TV, in questa nuova partnership che ha messo in piedi la divisione calcio a 5. E poi Fortitudo Pomezia contro Vitulano Dragstore Manfredonia che ritrova la Serie A, e poi così come il Petrarca che chiude il programma gare con lo Sporting Sala Consilina. Siamo pronti a partire, come detto un Pesaro super rinnovato. E sono già 3 i volti nuovi per Bargnesi in starting 5. Enrico Ricordi Frepali, Wittig, il capitano della nazionale tedesca, poi Alessio Saponara che ha fatto una gran finale di stagione lo scorso anno con il Napoli, e poi 2 colonne di questa squadra, la colonna per eccellenza, capitan Felipe Toni Landel e Matteo Sbarichello dall'altra parte, con una Roma che deve fare a meno della sua coppia del gol fenomenale Fortina e Marceligno, oggi in tribuna per squalifica, così come il vice allenatore Fabrizio Reali, che parte con Ducci, Frepali, Avellino, Murillo, Dimas e Anthony Isgro. Giallo-rosso la Roma, in bianco-rosso invece l'Ital Service Pesaro, che darà il calcio d'inizio della partita. Direttore di gara Di Mundo di Molfetta, Voltarel di Treviso. Il crono è Luca Paverani della sezione di Roma 2. C'è Alessio Saponara sul punto di battuta, il fischio di Di Mundo,
Buona Serie A, 24-25, il Pesaro a gestire il primo possesso del campionato. Subito palla in parallela per Matteo Sbarichello, la chiusura di Lucio Avellino in rimessa laterale. Wittig. Barichello addosso a Disgro, rimessa ancora Pesaro. Possiamo dire che insomma queste due squadre, prendendo un po' quello che era l'Olympus lo scorso anno, ripartono da dove avevano finito, visto il sorprendente quarto di finale dello scorso anno in cui il Pesaro in 3 gare riuscì ad avere la meglio dell'Olympus Roma. Dopo aver perso proprio qui gara 1 andò a vincere a supplementare gara 2 e poi si impose in gara 3, chiaramente a sorpresa, con un Olympus che partiva strafavorito, avendo dominato la regular season lo scorso anno. Venne eliminato così al primo turno da un grande Pesaro che fece una super finale di stagione. Isgro, isolamento in fascia contro Saponara. Le finte, passa, poi viene chiuso da Wittig, intervento un po' col piede al martello, rimane giù Isgro. Wittig prosegue nel suo gioco, poi Barichello si ferma e sportivamente butta palla fuori. Intervento sembrato sul pallone di Wittig, ma sicuramente duro del tedesco sul talento classe 2002. Si battono il 5, scuote un po' la testa Isgro, che avrebbe voluto il fallo. 1 minuto e 15 sul cronometro, sempre 0-0. Murillo va a restituire palla ad Enrico Ricordi. Barichello, Saponara, bel duello con Lucio Avellino. Saponara è un pivot molto fisico, molto bravo a prendere posizione. Quest'oggi avrà il suo bel da fare in uno splendido duello contro un giocatore di enorme esperienza come l'argentino, arrivato come detto in estate dal Sandro Abate. Barichello, Wittig dietro da Enrico Ricordi, lancio lungo, palla che termina direttamente sul fondo. Ducci la rimette in campo per Dimas. Murillo, parallela profonda per la corsa di Dimas contro Wittig, finta di Dimas, bella la giocata, primo tiro della partita da parte di Dimas, attento sul primo palo Ricordi che concede solamente un calcio d'angolo. Corner affidato ad Avellino, pallone fuori per Dimas, c'è una deviazione, Dimas va con la volée, impattata però da Felipe Donidandel. Murillo, Isgro, ancora isolamento con Wittig, finta, rientra, conclusione, la palla si impenna. Ricordi, rimessa per la Roma. Murillo, Ferreira, dopo tanti anni a Pescara, Murillo scorso anno scelse Pomezia, un'esperienza felicissima per lui, anche condizionata da un infortunio a inizio stagione. Dimas, Avellino, Isgro, brutta palla per Dimas, chiede scusa Isgro, rimessa per il Pesaro che opera i primi cambi. Dentro un altro nuovo acquisto, Oitomeia. Altro giocatore molto scomodo per la difesa da gestire, Oitomeia, lo conosciamo ormai benissimo. Isgro, Murillo, Dimas, sale la pressione del Pesaro.
Possesso palla di qualità del Roma. Isgro. È entrato anche Emiliano Castaldo, un altro dei volti nuovi dell'Ital Service. Bella giocata nel traffico di Dimas, che però rischia, la perde. Mancino di Castaldo, contrastato da Avellino. Poi ultimo tocco di Tomeia. Rimessa a Roma. Bello l'1-2 nelle intenzioni più che nella realizzazione, perché il passaggio di ritorno di Sgro per Murillo è impreciso. Fuori Murillo, dentro Marco Ercolessi. Avvicendamento fra campioni d'Europa, protagonisti di quel memorabile febbraio del 2014, quando vinsero l'Europeo con la maglia azzurra ad Anversa in Belgio. Avellino, taglio di Ercolessi, visto, servito, non riesce il passaggio di ritorno. Era una buona idea quella di Lucio Avellino. Ricordi. Prova al lancio lungo, la stoppa Galliani. Cambiato tutto il quartetto tranne Tony Dandel, Bargnesi. Mentre solo un cambio per ora per Dorto, con Murillo è uscito per Ercolessi. Ducci in avanti, Dimas prende le spalle di Tony Dandel, che poi si arrabbia col suo portiere, che dice: questa palla è in area di rigore, devi intervenire tu, mi aspetto una tua uscita. Ricordi invece era rimasto piantato sulla linea di fondo. Oitomeia, Tony Dandel, ancora Oitomeia, prova a partire lui, palo, dopo credo la deviazione di Ducci, sicuramente la rivedremo. Insiste il Pesaro, prima grande occasione della partita. Ancora Oitomeia contro Ercolessi, rotazione di Castaldo che arriva col mancino, mette una palla interessante in mezzo, allontana la Roma. Isgro, prima chance dunque per l'Ital Service, mentre Dimas in buca per Ercolessi, viene disturbato con esperienza di Tomeia. Qui rivediamo, va via sul sinistro, Ducci decisivo, avevamo visto bene nella deviazione sul primo palo. Occasione Pesaro, si resta però 0-0 dopo 5 minuti e mezzo di partita. Come detto Olympus, scusate se la chiamerò, continuerò a chiamarla Olympus durante la partita, è un po' di forza d'abitudine a doverla richiamare Roma. Dicevo, Roma, come detto, che deve rinunciare alla sua coppia del gol per eccellenza, Marcegno e Fortino, entrambi out per squalifica, capocannoniere e vice capocannoniere dello scorso campionato. Insomma, questo sicuramente può essere un problema nella gestione dell'economia della partita, quello di far gol, che insomma è abbastanza una cosa importante in questo sport. Galliani gira dietro Davide Omeia, bene il Pesaro. Galliani, Castaldo, sfida appunto Ercolessi, alza la testa, suola per Barichello, occhio a suo 1 contro 1, punta Biscossi, prende il centro, si allarga, sinistro, Ducci smanaccia alto sopra la traversa. Passano i minuti e il Pesaro sembra riuscire a prendere un pochino in mano l'inerzia della partita. Barichello, puntata, Ducci la lascia lì, Wittig, e poi arriva la rete di Galliani e avanti il Pesaro, il primo gol della Serie A 2024-2025, porta la firma di Pierluigi Galliani. 1-0 Ital Service Pesaro. L'avevamo detto, attraversando un buon momento il Pesaro. Altra conclusione, Barichello, Ducci impreciso, poi fa una gran parata alla brasiliana su Wittig, secondo Tapin che è quello vincente, quello di Galliani. 1-0, si sblocca la partita. Roma costretta a rincorrere, Roma che non ha fatto un grandissimo precampionato,
ha spesso avuto battute d'arresto. Probabilmente qualche cambio strutturale deve ancora essere messo completamente a punto, mentre Isgrò va dentro e Wittig costringe Ricordi all'intervento distinto. Poi arriva il fallo di Biscossi a fermare il gioco, intervento in ritardo di Biscossi. Qui rivediamo la bella giocata anche di fisico di Isgrò, che mette una bella palla per Biscossi. Wittig devia e Ricordi se la ritrova lì addosso sul petto. Una mezza occasione per la Roma. Questo avvio di partita, 7 minuti spaccati sul cronometro. 1-0 Ital Service Pesaro, l'ha sbloccata pochi istanti fa Pierluigi Galliani. Continua a cambiare Bargnesi. Adesso a lavorare da pivot c'è Gomez, un altro dei volti nuovi in casa Pesaro. Lo scorso anno una buona stagione al Potenza Picena in Serie 2, grande accelerazione di Barichello, palla sul secondo palo, Tony Dandel deve chiudere Isgrò e poi rischia una zona pericolosa di campo, alla fine ottiene il massimo, la rimessa dal fondo. Fischia Voltarella con un pizzico di ritardo, fallo di Wittig su Biscossi, calcio di punizione. Stiamo concludendo di Gomez. Buona stagione al Potenza Picena lo scorso anno in A2, dicevamo, ragazzo classe 96, venezuelano con passaporto italiano. Punizione per la Roma, mentre sono pronti altri due cambi per Dorto, Borolo e Di Eugenio. Isgrò nella sua zona di comfort, quella che preferisce, isolamento, va via sul sinistro, conclusione, attento col piedone Ricordi. Barichello piantato lì da Ercolesi senza fallo, intervento difensivo strepitoso, ma Barichello ancora via, Barichello, miracolo di Ducci e poi arriva però il tap-in proprio di Gomez, raddoppia l'Ital Service Pesaro, accelerazione bruciante di Mateus Barichello e il Pesaro raddoppia con un altro tap-in, quello di Gomez. 2-0 all'8° minuto di questo primo tempo. Qui rivediamo Barichello a 200 all'ora, poi Ducci ha fatto un miracolo dopo la suolata di Barichello, è arrivato però implacabile il tap-in di Gomez. 2-0, time out credo chiamato da Dorto, e infatti è così, 8° minuto del primo tempo, 2-0 per l'Ital Service Pesaro. Certo non l'approccio che si sarebbe sognato alla Roma, questa sua nuovissima veste alla prima stagionale. È sotto 2-0 dopo 8 minuti di partita. E Dorto si gioca anche la carta Federico Borolo, cercando gli spunti fisici offensivi lì davanti. Andrà a sgomitare con una vecchia conoscenza, un vecchio marpione come Tony Dandella, che anche in questa prima occasione, proprio con l'esperienza, fa sentire il fisico a Borolo, lo sbilancia e si prende la rimessa laterale senza commettere fallo. Barichello, Ricordi, lancio lungo, Wittig sponda, intercetta Ercolesi, solo maglie bianche. Barichello, punta a Borolo, cambio di lato, Tony Dandella scivola e perde il contatto con la palla, poi chiede al direttore di gara di poter asciugare il terreno di gioco. Era rimasta evidentemente qualche chiazza di sudore
di qualche contatto precedente. Una bella chiamata quella di Wittig per il Pesaro in fase di mercato. Andare a pescare anche giocatori poco conosciuti in Italia, con caratteristiche da giocatore internazionale, tanti centimetri, tanta fisicità abbinate a una buona qualità. Germania che ha iniziato da poco a far vedere qualcosa di interessante a livello di nazionali. E durante 2 amichevoli prima del mondiale ha persino battuto la Spagna, nonché la Spagna stia attraversando un gran momento a livello internazionale, visto quello che ha combinato al mondiale con il peggior risultato di sempre. Per la Spagna perdere con la Germania sicuramente è, se non la notizia dell'anno, la seconda, visto che la prima appunto è stata l'eliminazione al mondiale. Torniamo alla partita però, non divaghiamo perché c'è rimessa per la Roma. Biscossi finta e parte, viene chiuso da Barrichello, poi ultimo tocco credo di Saponara, sì, rimessa per la Roma. Ercolessi, taglio Biscossi, palla alzata Dimas, finta, la solita eleganza, poi fallo di Saponara, calcio di punizione ancora per la Roma da zona centrale, 12 metri circa dal punto di battuta del tiro libero, della riga di fondo, a un paio di metri dal punto di battuta del tiro libero. Secondo fallo commesso dal Pesaro. 1 ne ha speso la Roma, che insegue nel parziale, come vedete, in sovraimpressione. Mentre qui riapprezziamo, grazie alla nostra regia, il fallo. Intervento netto ritardo di Saponara su Dimas. Parte proprio Dimas. In porta! Il primo gol della storia della Roma. Lo segna il suo capitano. Non poteva essere diversamente. Accorcia le distanze la Roma. Ha segnato Antonio Dimas. 2-1. Punizione centrale. Si arrabbia Ricordi con la sua barriera. Si è infilata anche centrale, comunque insidiosa fra le gambe del portiere. Sempre difficile il tempo di reazione per il portiere quando la palla sbuca dalla barriera. Ha trovato il varco Dimas e allora la Roma prova a rimettersi in partita. Ducci, lungo per Borolo, bravo Ricordi, poi arriva Diogenio, bruciato da Barrichello, contro bruciato da un grande intervento difensivo, il ripiegamento di Borolo che trova Dimas, si gira, accelera, va! In porta! Doppietta in un amen, ha pareggiato la Roma, questo è un capolavoro, fenomeno Antonio Dimas, 2 pari in un amen. Che gol che ha fatto, che dribbling col controllo a seguire, a saltare Galliani, l'abbiamo appena riapprezzato e poi ha lasciato partire una lavatrice alle spalle di Ricordi da posizione quasi impossibile. Siamo 2-2, ha pareggiato in un amen la Roma, time out immediato del Pesaro. È tutto da rifare per il Pesaro, che era partito veramente bene, anche meritando, se non il doppio vantaggio, quantomeno il vantaggio. Poi ha deciso di accendere la luce Dimas, doppietta in un minuto,
Prima la punizione, poi una super giocata. Ha deciso di caricarsi la squadra sulle spalle, ma lo conosciamo ormai da tantissimi anni. Tra l'altro, piccola curiosità, Dimas ha giocato anche con la maglia della Lazio qualche anno fa, sempre quando c'era Dortu sulla panchina della Lazio. Adesso si trova a vestire la maglia della Roma. Non è una cosa che capita molto spesso. Saponara ci prova col sinistro, palla sul fondo. Di Eugenio. Biscossi, pressione altissima del Pesaro. Roma è costretta a buttare via palla. Oitomeia. Saponara. Toni Dandel, Galliani. Forse falloso l'intervento qui di Dimas, non per l'arbitro che era proprio lì. Va via, Borolo sinistro. Galliani scivolata, rimessa laterale vicino al calcio d'angolo. Grande approccio di Fede Borolo. Ragazzo pescato dalla Future Cup, il progetto giovanile della divisione calcio a 5 2 anni fa. Se n'è andato a prendere l'Olympus lo scorso anno, ha vinto tutto con l'Under 19, ha trovato spazio in prima squadra, non tanto ma il giusto, diciamo così. Devo dire che per come ha approcciato questa partita sembra nel pieno del suo processo di maturazione, un giocatore molto interessante che se sgrezzato può fare veramente tanto bene. E a proposito di giovani di livello assoluto, è entrato Tommy Ceccarelli, capitano della nazionale Under 19 di futsal, che fra 4 giorni sarà impegnata in una doppia amichevole con la Finlandia a Masere e a Castelfranco Veneto. Qui riceve e appoggia corto da Isgro. Di Eugenio. Biscossi, quartetto tutto italiano ora per Dorto. Biscossi tiene palla in campo. Di Eugenio. Biscossi, Di Eugenio, Ceccarelli. Di Eugenio di prima davanti, molto bene. Biscossi si gira, si allarga, vuole il destro, trova rimessa laterale. Isgro contro Castaldo. Si muove dentro l'area Ceccarelli e sgomita con Itomeia. Calcio a Biscossi. Male però, un po' velletaria questa conclusione. Rimessa al fondo per Enrico Ricordi. Saponara contro Di Eugenio. La tiene Saponara, chiude Di Eugenio. Rimessa Pesaro. Wittig da lontano addosso a Isgro. Ricacciato qualche metro indietro del Pesaro. 8 minuti alla fine del primo tempo, 2 pari. Wittig. Oitomeia. Passa su Ercolesi, frenata, ripartenza, accelera. Mancino! Che giocata. Chiede una deviazione che non c'è. E Ducci va da Ercolesi. Mezzo alle linee Isgro. 1-2 con Ercolesi, bella giocata. Isgro, esterno, Ceccarelli! Palo! Grande ripartenza della Roma. Abbiamo rivisto un bel duetto Ercolesi-Isgro. E con l'esterno poi andava Ceccarelli, destro strozzato leggermente. Palla sul palo, occasione per il sorpasso della Roma. Il duro Ceccarelli, ritardo su Wittig. Primo cartellino giallo della partita per Tommaso Ceccarelli per il fallo su Wittig.
Stiamo vedendo giocare pivot Tommaso Ceccarelli. Forse deve anche andare a dare una mano lì dove, come abbiamo raccontato, davanti c'è un po' di carenza, mentre calcia Castaldo sul fondo. Lui che, diciamo, proprio pivot puro non nasce, ha una grande struttura fisica, magari nel processo di maturazione, di crescita come calciatore può andare a fare un percorso magari un po' simile a quello che fece Rodolfo Fortino. Nacque come centrale difensivo e poi per anni è stato uno dei migliori, e lo è ancora, pivot in Europa. Pallone alzato per Barichello, che volè. Ducci ancora per Ceccarelli, fischio di Ceccarelli, fallo di Ceccarelli su Barichello. Stavano provando a prendere posizione i due. Barichello ha anticipato Ceccarelli, abbiamo rivisto all'ultimo frame di immagine qui. Secondo fallo consecutivo di Ceccarelli, il terzo complessivo della Roma. Barichello contro Ercolesi, isolamento a metà campo. Gastaldo, Oitomeia continua a spinare nel fianco contro Ceccarelli, duello generazionale, doppio passo, va via, cerca l'extra pass per Wittig, l'aveva letto Isgro. Ancora Oitomeia, ancora da Wittig, si accentra, Mancino, poi va via sul destro. Andate a aggiustare quel palo per favore, che Wittig l'ha frantumato con questa giocata qui. Finta, depistato sul crossover Isgro. Mamma mia che botta, impressionante il destro di Wittig. Isgro, Lucio Avellino, Di Eugenio, Isgro contro Wittig, si rinnova il duello, stavolta preferisce girare da Di Eugenio. Avellino, imbucata profonda, Dimas scivola in mezzo al campo, Gastaldo la recupera, pressione di Di Eugenio. I due da giovanissimi, categoria allievi, sono stati anche compagni di squadra. Oitomeia, grande anticipo, via centralmente, calcia, altro palo. Impressionante, Oitomeia in che condizione fisica è, impressionante. Diciamo si è ripresentato benino al nuovo avvio della stagione. Barichello vuol far tutto lui, chiama l'isolamento, ma è uscito Ricordi, blitz in avanti col power play, rimane lì Ricordi e poi riprende posizione. Allora va Barichello contro Isgro, imbucata, Gomez, spalle alla porta, ruba palla Avellino con esperienza, poi esce Ricordi, la butta in rimessa laterale. Siamo entrati nell'ultimo quarto del primo tempo, parità al Palau Giat tra Roma e Pesaro. Dimas imbuca, Biscossi restituisce, Dimas murato da Gomez. Avellino, Isgro, classiche finte, tocco, poi però non succede niente. Bella diagonale Biscossi, Avellino per Dimas, prova a chiudere il triangolo, palla recuperata dal Pesaro. Barichello accelera, start e stop, riparte, calcia, grande parata di Ducci che era molto coperto, in tuffo all'angolino basso alla sua destra, concede solo calcio d'angolo. Bella parata, eccola qui, angolo Toni Dandel, dietro direttamente da Ricordi.
Avellino intercetta, porta vuota, Ricordi con la mano, follia di Ricordi, cartellino rosso inevitabile e si alza subito Manservigi. Ricordi arrabbiatissimo con i suoi per questa palla persa da Gomez, poi però onestamente probabilmente poteva anche lasciarla sfilare. Prendi gol, vai 3-2, sempre che quella palla non so entrava o non entrava, adesso non lo so, probabilmente sì. Fortunatamente per Bargnesi ha una gran bella coppia di portieri, perché al netto dell'errore di Ricordi nato dall'errore precedente di Gomez, Manservigi è un gran signor secondo portiere. Adesso però la Roma ha 2 minuti di superiorità numerica, 3:59 sul cronometro. Chiaramente qualora segnasse verrebbe ristabilita la parità numerica. Dimas, parte lui direttamente in porta, bella parata subito di Manservigi. Avellino, Murillo, Isgro e Dimas, mentre difende 1-2 il Pesaro, Wittig e seconda linea Tony Dandel, Gastaldo. Isgro, angolo, Murillo, Avellino accomoda col petto. Isgro in porta, addosso a Tony Dandel che copre bene in diagonale. Avellino, Dimas, dietro, buona chiusura di Wittig, Gastaldo allontana tra le braccia di Daniele Ducci. Isgro, Avellino, spazio, Isgro, preso in mezzo Wittig, diagonale di Isgro, palla sul fondo, buona occasione. Parti tu dal centro e poi ruoti, esci da qua. Parti dal centro e poi esci. Così anche viene di qua il Murillo dell'altro. Rimessa dal fondo, pallone in avanti, Oitomeia sbuca alle spalle di Avellino, poi non la tiene in campo. È quasi andato il primo minuto, 50 secondi di resistenza per il Pesaro. Dimas, Isgro, Ercolessi, dentro lui col mancino da quel lato, bella palla di Murillo, Isgro, Dimas, Manservigi, 2 volte, bravissimo. Lancio con le mani, non trova Wittig, ottimo approccio. Ma l'avevamo detto di Lollo Manservigi, stato nel giro anche della nazionale Under 19. Siciliano, ex Catania, Melilli fra le altre. Angolo, Murillo, ancora Manservigi. 30 secondi ancora per il Pesaro per resistere all'inferiorità numerica. 30 secondi per Olympus per provare a concretizzare, per la Roma per provare a concretizzare il suo vantaggio. Isgro, Ercolessi, va lui, angolo, Murillo, Ferreira, il primo gol con la nuova maglia per Murillo Ferreira, e la Roma è avanti per la prima volta nella sua storia in una gara di Serie A. Ha segnato Murillo Ferreira, 3-2. Stavolta bucato sul primo palo Manservigi. Buona rotazione della Roma, che già in precedenza aveva provato quella giocata con Murillo. Era stato bravo nella prima occasione Manservigi, meno in questa seconda, ha trovato fuori posizione sul cambio di fronte. E Murillo con il suo sinistro magico ha trovato lo spiraglio giusto. A 2 minuti dall'intervallo la Roma l'ha ribaltata. Chiaramente ora il Pesaro, come detto, ristabilisce la parità numerica.
Bargnesi ha ributtato nella mischia Barrichello. Ovitomaglia un po' arrabbiato con Avellino, chiedeva probabilmente il fallo. Dorto sorride, se non sbaglio ha detto sei troppo forte. Quasi 100 secondi all'intervallo. Tony Nandelle rischia, perde palla. Murillo, Biscossi, Avellino, bella palla per Dimas, splendida, allenta la pressione la Roma. Biscossi, Murillo, Dimas in avanti, Manservici di testa, Murillo la prende, la tiene viva, suolata, intelligente. Che giocatore Murillo Ferreira. Murillo, Biscossi, Dimas un po' isolato, alla fine perde palla, rimessa Pesaro, prova a spingere Tony Nandelle da lontano, addosso ad Avellino, palla che diventa buona per Barrichello, finta puntata, dal nulla si è inventato un tiro. Ormai lo conosciamo questo ragazzo qui. Murillo, Avellino, anticipo di Dimas, Biscossi ancora per Dimas, aggancio, bella palla, Biscossi, mamma mia, gol a colori della Roma, 4-2 a 45 secondi dall'intervallo, una cosa più bella dell'altra, l'imbucata per Dimas, la palla per Biscossi e poi il tocco sotto, stop, che assist di Dimas, che tocco sotto di Matteo Biscossi. E la Roma allunga, massimo vantaggio. Colpo duro da digerire per il Pesaro. Forse sperava di chiudere l'intervallo sotto, sì, ma solamente di una rete. Ha giocato benissimo nell'approccio il Pesaro. Non merita assolutamente il doppio svantaggio. La qualità della Roma si è accesa tutta all'improvviso questo primo tempo. ...30 secondi pari all'intervallo. Probabilmente ultimo attacco per il Pesaro, affidato ovviamente a Barrichello. E il suo isolamento, va via e calcia! Deviazione di Borolo in corner. È diventato veramente un bel giocatore Barrichello. Non che non lo fosse prima, ma chiaramente il processo di abitudine a una categoria come la Serie A, per uno che non l'ha mai fatta, è stato importante. Sembra veramente cotto a puntino adesso per questa categoria Matteo Barrichello. Oitomeia, Gastaldo contro Ercolessi, entrambi mancini. Ercolessi queste cose le fa ancora benissimo. Palla avanti, Barrichello intercetta, subisce poi fallo da Borolo. 7 secondi alla fine del primo tempo, è durato più quest'ultimo minuto e mezzo di tutto il primo tempo. Quarto fallo speso dalla Roma. Distanza importante dalla porta. Circa 15-16 metri.
Rotazione Pesaro con Wittig che taglia sul secondo palo e blocca per aprire su Galliani. Biscossi, anzi Barichello calcia, poi Biscossi prova a ripartire, la riprende Barichello e sull'ultimo tiro e sull'ultimo brivido con l'intervento di Lucio Avellino in scivolata si chiude un bel primo tempo con la Roma avanti 4-2 sull'Ital Service Pesaro. Roma di rimonta che era andata sotto 2-0 in avvio con le reti di Galliani e Gomez, poi si è acceso Antonio Dimas per la doppietta con cui si è andati in un minuto al 2 pari a metà tempo. Murillo dopo l'espulsione di Ricordi ha portato avanti la Roma e poi è arrivato in chiusura di primo tempo il 4-2 di Matteo Biscossi. Adesso ci rivediamo anche qualche highlights del primo tempo, ci rigustiamo qualche immagine di questa prima frazione di gioco. Poi rivediamo la prima occasione con Etomeia che va a calciare sul palo. Pesaro che ha colpito, se non ricordo male, 3 legni in questo primo tempo. Poi qui Barichello che ci prova e Ducci che smanaccia in avanti, a testimonianza proprio di come il Pesaro, che qui trova il vantaggio con Galliani, abbia approcciato benissimo la partita, benissimo, e abbia meritato il vantaggio. Questa è l'unica chance nei primi minuti vera creata dalla Roma. E Olympus, scusate, Roma che poi va nuovamente sotto, incassa nuovamente gol. La rete di Gomez vale il 2-0 e poi si accende Dimas, punizione 2-1 e poi questa magia per il 2 pari. L'inerzia della partita chiaramente un po' cambia, anche se il Pesaro continua a giocare molto bene. Occasione di Oitomeia, poi quella per Ceccarelli, il palo lo colpisce anche la Roma. Sempre Oitomeia che scucchiaia per Barichello, una bella volée che termina alta in una fase equilibrata di partita. Wittig qui fa una super giocata, infrangendo il proprio destro ancora sul palo, altro palo colpito da Oitomeia. Come vedete Pesaro veramente ha creato tanto, tantissimo, anche nella fase centrale, anche sul 2 pari. Questo però è l'episodio che ha girato completamente il primo tempo. Il fallo di Ricordi con la mano fuori dall'area, ingenuo, è costato il rosso. Il gol di Murillo, l'1-2 Biscossi Dimas, il tocco sotto morbidissimo e la Roma che va a riposo. Avanti 4-2, ci sentiamo fra poco e vi prometto che non sbaglierò più. Roma con Olympus, ciao.
Inizia il secondo tempo, il nostro quintetto, Ducci, Avellino, Murillo, Isgro e il nostro capitano Dimas. Forza Gianluigi, forza. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Pala Uggiata. Si riparte dal 4-2 in favore della Roma, maturato al termine della prima frazione di gioco. Galliani Gomez in apertura per il Pesaro, doppietta di Dimas, poi Murillo e Biscossi hanno ribaltato tutto. Roma che riparte con Ducci, Frepali, Avellino, Dimas, Murillo e Isgro. Pesaro con Manservigi, Frepali, Wittig, Barichello, Toni Dandel e Saponara. Ammonito credo Galliani in panchina per proteste su questo fallo fischiato su Dimas, il primo di questo secondo tempo. Mentre mi ricorda un buon Pietro Mazzara in coordinamento e la prima da titolare di Manservigi in Serie A. Lo scorso anno fu un Meta Catania Ecocity Genzano, con la Meta che vinse 6-0. Manservigi segnò e vinse anche il premio di MVP della partita. Qui rischia sulla posizione di Dimas, poi il Pesaro esce, ma Wittig non trova l'appoggio profondo per Saponara. Ducci, Wittig passa in qualche modo, prova a calciare, lo fa male però, senza trovare direzione di tiro, una posizione complicata. Isgro rischia sulla pressione di Wittig, poi cerca un'imbucata, palla breccata da Barichello che calcia, deviazione di Isgro, calcio d'angolo per il Pesaro che prova a ripartire forte. Mancino, guarda intorno. Dai una mano, Lucio. Mancino. Corner affidato a Wittig, traccia per Barichello ai 10 metri, centrale la conclusione, palla che si impenna, ancora Barichello di testa, la prende Ducci. Isgro cerca un numero in fascia, un po' fuori contesto della partita, non gli riesce neanche benissimo, alla fine conquista comunque una rimessa. Dimas, 1-2, Avellino, Dimas, Avellino, Manservigi a croce, riesce a chiudere, Wittig evita anche la rimessa laterale, trova la deviazione da parte di Murillo, occasione per la Roma. Questo bel triangolo, eccolo qui, palla profonda con Avellino che prende le spalle di Wittig. Attento, bravo, puntuale, preciso. Lollo Manservigi. Toni Dandel. Oitomeia. Saponara. Preso da Avellino, gira dietro Toni Dandel. Ultimo tocco di Saponara che si è trascinato palla fuori sulla pressione di Lucio Avellino. Rimessa laterale per la Roma. Murillo. Dimas, Avellino, Isgro. Punta Castaldo, prende l'isolamento in fascia, finta, bravissimo Castaldo, chiude, riparte Barichello, trattenuto da Isgro che si becca il cartellino giallo inevitabile. Secondo ammonito della partita, anzi terzo, secondo per la Roma, dopo Ceccarelli, giallo anche per Isgro, preso il giallo poco fa anche Galliani per proteste, unico ammonito dell'Ital Service Pesaro, e abbiamo vista trattenuta vistosa di Isgro che sulla ripartenza di Barichello ha deciso
di fermarlo con le cattive. Posizione interessante. Parlottano Galliani e Barrichello. Vediamo se va Galliani col mancino. Va in porta, forte centrale, ancora Galliani sul tapin. Palla larga di un soffio. Dormito un pochino la difesa della Roma qui. Galliani dopo aver calciato era stato il primo, come abbiamo rivisto, ad andare a trovare la palla per la ribattuta. Manservigi, Toni Dandel, Mateus Barrichello, Gastaldo, Oitomeia, sovrappone Toni Dandel, ha capito tutto Dimas. Rimessa Pesaro che rimane lì davanti. Barrichello, Gastaldo, solata a conclusione, palla che resta lì, allontana Isgro. Vediamo se c'è stata una deviazione come chiede la Roma. No, palla Pesaro. Gastaldo, Toni Dandel, Barrichello, Oitomeia prende il centro del campo, accelera. Gastaldo, Toni Dandel, risale qualche passo alla difesa della Roma. Oitomeia in mezzo al campo, conclusione, poi Gastaldo dal nulla trova il mancino vincente, accorcia ancora il Pesaro che torna a -1. Ha segnato Emiliano Gastaldo, 4-3. Bravissimo Gastaldo qui. Vediamo la giocata di Oitomeia che spezza il raddoppio, va col mancino, palla che resta lì e dopo la deviazione di Sgro Gastaldo ci mette il mancino, trova l'angolo per battere Ducci. Aveva approcciato bene anche al secondo tempo il Pesaro. L'avevamo detto, probabilmente il doppio svantaggio era immeritato per quanto aveva mostrato l'Ital Service nel corso dei primi 20 minuti. Dimas contro Gastaldo che lo tiene benissimo, rimessa dal fondo, no, angolo. Vi invitiamo a seguire il canale YouTube della divisione calcio a 5. Siete oltre 1800 spettatori collegati contemporaneamente. Mettete un bel like alla diretta, aiutate questo canale a crescere, aiutando l'algoritmo a premiare anche la crescita della pagina e di conseguenza del nostro sport. Ducci, Biscossi, Dimas, palla fuori, rimessa laterale. Si agganciano Avellino e Oitomeia, fischia Voltarel, fallo di Avellino e giallo pure per Lucio Avellino, terza moneta per la Roma. Si erano allacciati sul contatto Oitomeia e Avellino. Sanzionato il giocatore argentino.
Secondo fallo della Roma dopo 4 minuti e 11 secondi di secondo tempo. Ne ha commesso uno invece il Pesaro. Deve asciugare il parquet del Palaolgiata. Ducci piazza Biscossi e Ercolessi in barriera con il primo che va a scalare all'altezza del primo palo. Sul secondo c'è Avellino a far da jolly difensivo, invece Ale Di Eugenio. Ricorsa di Barichello. Va per la porta, Ducci la lascia lì. Gastaldo e poi Ercolessi prima di Oitomeia. Molto bene anche sulle seconde palle il Pesaro. Palla dentro di Oitomeia, imprecisa. Recupera la Roma. Di Eugenio. Biscossi per Dimas, esce bene. Col tempo perfetto. Manservigi. Ricacciando indietro la minaccia. Biscossi. Di Eugenio. Anticipo di Wittig. E trova Oitomeia. Preso da Biscossi. Rimessa Pesaro, già battuta. Gastaldo. Wittig. Sinistro, facile. Ducci stavolta. Ercolessi. A metà strada tra Di Eugenio e Biscossi. Saponara. Rimessa. Ancora Pesaro. Continua a rimanere in spinta. Wittig. Sinistro. Murato. Ducci per Biscossi. Biscossi spizza. Ma non trova la palla. Di Mundo interrompe il gioco perché c'è da asciugare all'altezza della linea di porta. Roma che in precampionato ha spesso fatto dei buoni primi tempi e delle seconde frazioni così e così. E diciamo che questo approccio di secondo tempo è un po' in linea con quello che è stata fino adesso la Roma. Fallo di Biscossi. È già il terzo della Roma dopo appena 5 minuti e 20 secondi. Il gioco nuovamente interrotto per asciugare il parquet con lo spazzolone. Manservigi. Toni Dandel verticale. Saponara e Di Eugenio. Alla meglio il giocatore della Roma. Murillo. Dimas a due tempi Di Eugenio. Biscossi. Dimas. Biscossi, sponda Di Eugenio. Buona circolazione della Roma che però resta in quella porzione di campo. Wittig ci mette il piedone. Biscossi con una conduzione in una zona drammatica di campo. Si è preso un bel rischio. Wittig di prima in avanti. Saponara contenuto da Biscossi. Di Mundo vuol far parlottare i due. Che provano, diciamo, a spiegarsi. Fuori Biscossi, rientra Isgro.
Tanti c'è Borolo. Visto servito, bravo Manservigi in uscita alta. Galliani con un pochino di spazio. Imbuca, Saponara, si gira! Che giocata di Saponara. Non tocca Ducci, rimessa dal fondo. Nonostante avesse letteralmente incollato addosso Murillo, è riuscito a far piede perno e a girarsi. Fallo qui di Tony Dandella che dice a Voltarella sì sì, giusto. Calcio di punizione per la Roma. Un buon fallo qui, abbiamo modo di riapprezzare la bellissima giocata di Ponara da pivot puro. Murillo, Isgro, qui Borolo non controlla sulla pressione di Tony Dandella. Olympus che gira lì in quella zona di campo, ma in questo momento fatica a trovare la seconda parte di campo, in particolare gli ultimi 10 metri. Qui ci arriva Isgro, il calcio trova una deviazione, rimessa laterale all'altezza del calcio d'angolo per la Roma. Diogenio la alza, Murillo, Manservigi la lascia lì, Gastaldo il più lesto di tutti ad allontanare la minaccia. Borolo, Isgro contro Gastaldo, si accentra le finte, tiene bene con lo scivolamento Gastaldo. Diogenio, Isgro, Murillo, palla orizzontale pericolosa ma buona. Murillo, è stato forte da Galliani, gira dietro Diogenio, tocco Isgro, attaccato forte Saponara, gli va a rubar palla. Galliani, conduzione all'indietro, Tony Dandella, esterno bene di Saponara contro Isgro, Saponara col fisico, fa partire un mancino che non trova la porta, poi vola al cambio, rientra Barrichello, lancia in avanti Borolo, Manservigi ci mette pugni, poi Barrichello la ripulisce. Gastaldo, Diogenio di testa, copre bene l'attacco alle spalle di Tony Dandella e poi esce per Oitomeia. Barrichello, parte lui, poi se l'è portata però fuori. Era stato saltato Borolo in qualche modo, però ha sbilanciato il funambolo del Pesaro. Ercolessi, giocata a muro con Isgro, si accentra, suola, calcia, alto. Rimasta a terra, però Anthony Isgro sul volo conseguente allo slancio del tiro. Nulla di grave, lo aiuta a rialzarsi Ercolessi. E ancora Parche che va asciugato. 11 minuti e 20 alla fine della partita, di questa prima partita del campionato. La Roma difende il 4-3 momentaneo. Rilancio Manservigi, anzi palla corta per Barrichello. Wittig, Barrichello, buona chiusura di Diogenio, ripartenza Roma 3 contro 2. Isgro per Diogenio, Wittig che ha 62 di piede, intercetta, poi va via, esterno, Oitomeia! Alto, un paratone di Daniele Ducci e nonostante si sia leggermente inginocchiato ha tirato sulle mani e ha deviato oltre la traversa. Grande parata di Daniele, top parata questa, bellissima. Ha calciato di prima intenzione, praticamente a botta sicura Oitomeia. Angolo Wittig, non trova compagni, non trova deviazioni, rimessa Roma.
Biscossi. Avellino per Ercolessi. Barichello chiude. Rimessa però per la Roma, che torna a farsi vedere davanti. Passeggia nervoso davanti alla sua panchina Bargnesi. Avellino sull'esterno della rete. Fallo netto di Dimas. Il quarto della Roma. Non una bella notizia, che manca un'eternità. 10:40. Un altro fallo e la Roma andrà in bonus. Oitomeia. Wittig. Manservici allontana più che cercare un servizio per Gomez. Avellino. Ercolessi addosso a Barichello. Palla che sbuca da Ducci. Biscossi. Dimas, finta sul posto. Biscossi la alza dove c'è però solo Oitomeia. Aggancio e punta. Gira Barichello. Contro Ercolessi. Si accentra, vuole il destro, accelera, passa, raddoppiato, chiusura a Roma. Wittig sposta e calcia forte addosso ad Ercolessi. Anzi, forse ha preso Barichello. E rivediamo. Wittig col suo destro. Eh sì, preso in pieno Barichello. Bene non fa sicuramente. Al volto. Voltare sta facendo il segno che c'è un po' di sangue che Barichello sta perdendo dal naso. Esce dal campo Barichello. Al suo posto rientra Tony Dandel. Si riparte con rimessa a Roma. Avellino profondo cercando Dimas. Tony Dandel di testa, rimessa per la Roma. Dimas. Avellino. Biscossi. Bella giocata di Ercolessi, che strappa in mezzo al campo su Tony Dandel. Pubblico della Roma che chiede il cartellino per il capitano del Pesaro. Cartellino che però rimane nel taschino di Mundo e Voltarella. Si riparte a giocare. Terzo fallo del Pesaro, ricordiamo ne ha 4 la Roma. Ercolessi, la palla così così. Dimas però riesce a farla diventare buona. Tunnel a Tony Dandel. La qualità di Antonio Dimas, ispiratissimo quest'oggi. Avellino. Ercolessi addosso a Gomez. Dimas. Avellino. Dimas, risale la pressione del Pesaro, palla per Biscossi, sponda Avellino, bel duetto fra i due, ancora palla per Avellino, chiude tutto Wittig. Gomez. Palla recuperata ancora dalla Roma.
Ercolessi, palla saggia per Dimas che però fa fatica a tenere al campo. Tutto buono, Dimas 1 contro 1 chiuso, Ercolessi ce l'ha sul destro, allora la ricicla fuori per Biscossi. Fallo di Tony Dandel. Ancora una volta il pubblico del Palla Olgiata chiede il cartellino per Tony Dandel, visto che qualche falletto Tony Dandel l'ha speso nel corso della partita. 2 ravvicinati adesso nel secondo tempo. E quarto fallo anche per il Pesaro. Dunque attenzione alla situazione, quinti falli e poi potenziali tiri liberi. Partita molto interrotta in questo secondo tempo. Siamo già a 1 ora e 20 complessiva di gioco, compreso chiaramente il primo tempo. E mancano ancora 8 minuti alla fine. Batte Murillo. Cambio di lato, Biscossi. Piattone alto. Manservici. Oitomeia. Passa su Murillo. Ancora dribbling, si allarga sul sinistro. Rotazione Gastaldo, non c'è spazio per calciare. Allora risale la difesa della Roma. Gastaldo. Imbucata. Oitomeia, sbuca Biscossi, ultimo tocco il suo. Gioco molto spezzettato in questa fase. Si è perso un po' il flow della partita. Barichello. Accenno di raddoppio di Murillo. Barichello. Non c'è fallo. Riparte Murillo. Frena l'esperienza del campione. Possesso Roma. Biscossi. Dimas. Finta. Sinistro. Manservici. Ha tirato dal nulla Dimas. Bravo Manservici. Poi calcia Gomez. Un po' senza pretese questo tiro. Palla fuori. Qui riapprezziamo la finta e il sinistro di Dimas. Tony Dandel. Matteo Barichello. Intervento di Diogenio su Tony Dandel, che all'occorrenza si muove anche pivot. Abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni il senso di abnegazione anche del capitano del Pesaro. 6:30 alla fine. Diogenio. Ercolessi. Sposta, calcia. Deviazione angolo. Avellino piazza, Barichello intercetta, poi alza la testa, taglia Saponara, Barichello sposta, salta Ercolessi, lo prende Isgro. Va col sinistro, trova una deviazione, trova angolo, pericolo costante. Barichello che è rientrato una vistosa fasciatura sul naso, complice la pallonata presa in faccia qualche minuto fa. Gastaldo piazza, la palla resta lì, Sgro di testa, riesce ad allontanare, pericoloso il Pesaro. Galliani. Barichello.
Punta Ercolessi. Calcia centralmente, attento Ducci. Galliani. Barichello. Una pozza di sudore gigante. Proprio davanti ai piedi di Ercolessi. Qui rivediamo l'invenzione di Barichello. Finta, finta, sposta e calcia. Bravo Ducci su un tiro insidioso. Chiaramente queste interruzioni dovute allo spazzolone dilatano enormemente il corso della partita. Galliani. Barichello. Saponara al gomito. Si gira e scarica. Wittig. Prova a partire Wittig. Bravo Isgro. Molto focalizzato anche sulla fase difensiva Anthony Isgro. 5 minuti alla fine. Dorto chiama time out. Situazione Roma avanti 4-3. 4 pari la situazione invece dei falli. Questa prima partita, mentre stanno per cominciare le altre gare della prima giornata di Serie A. Mentre per gli appassionati di futsal, oltre ovviamente a refreshare sul nostro canale YouTube e collegarsi poi alle altre dirette, la nazionale femminile ha vinto anche quest'oggi un largo 11-0 con la Serbia, chiudendo il main round delle qualificazioni mondiali a punteggio pieno senza aver subito neanche un gol in 3 partite, qualificandosi così alla fase elite che si giocherà a marzo, quella che dà l'accesso al primo mondiale della storia del futsal femminile. Barichello, bella palla in verticale per Saponara. Ercolessi, che chiusura. Isgro, bella palla lasciata lì ad Avellino, esce Manservigi con attenzione, poi Avellino, ancora Manservigi, Ercolessi da terra, Barichello allontana. Doppia chance per la Roma. Wittig va via, cerca una palla a rimorchio, viene chiuso, ripartenza Roma. Ercolessi può spingere, è rientrato però il Pesaro. Dribbling di Isgro che va via, tunnel, Isgro, esce Manservigi, giù Isgro. Non c'è fallo né per Dimundo né per Voltarella. Il Pesaro gioca, si rialza Isgro che rimane però in area di rigore. Wittig, il Pesaro non si ferma. Saponara per Galliani, Galliani per Saponara dentro di Eugenio, chiude tutto e poi Avellino butta palla fuori e Avellino ha qualcosa da ridire a Galliani, perché poi credo sia stato espulso Dorto, mi segnala ufficio stampa della Roma Elisa Miucci, per le proteste sul contatto precedente nato da una situazione dubbia in area di rigore. Chiedo magari alla regia di poterlo rimandare, perché ero concentrato sul campo, non ho visto se abbiamo mandato il replay del potenziale fallo su Isgro, per quale Dorto si è beccato il rosso. Un po' di storie tese, adesso la partita si innervosisce anche un pochino. Isgro rimane ancora giù a terra in mezzo al campo. Abbastanza dolorante Isgro.
credo dolorante al polpaccio Isgro, a giudicare insomma questo momento da intervento in campo del dottor Andrea Cattelli. Proviamo un po' a ricostruire il momento di tensione. Isgro caduto in area di rigore. Attenzione perché c'è Galliani pronto come portiere in movimento per il Pesaro, e questa è una notizia perché ovviamente mancano 4 minuti alla fine e il Pesaro deve recuperare la partita. Isgro va a giocare, il Pesaro gioca, crea occasione da gol, Dorto protesta, si arrabbia tantissimo, viene buttato fuori una volta che l'azione finisce. La Roma recupera palla con De Eugenio in area di rigore, butta palla fuori Avellino. Galliani va a dire qualcosa ad Avellino e Avellino gli risponde: adesso butto palla fuori, ma non mi vuoi dire di buttare palla fuori se voi avete continuato a giocare. Poi insomma cose di campo, nulla di assolutamente grave. Sta di fatto che la Roma adesso è senza allenatori a tutti gli effetti, perché Reali, il secondo di Dorto, era squalificato ed è in tribuna. Dorto è stato espulso. Panchina come allenatore c'è Livia Jacobini, l'allenatrice in seconda dell'Under 19. Oltre a Patrizzi, preparatore dei portieri, si è alzato in panchina a dare istruzioni Andrea Petricca, che prende la carica di head coach della Roma in questo momento. Giù Ercolessi, tutto buono, non c'è fallo, sarebbe stato il quinto. Scivola poi Ercolessi e la rimessa credo sia per il Pesaro. Bisogna asciugare ancora il palla olciata. Eccolo il portiere in movimento del Pesaro, lo vedete inquadrato lì su in alto, Pierluigi Galliani, e il Pesaro ovviamente per provare a riprenderla deve andare all-in. Tre minuti e 39 per chiudere questa prima partita della stagione. Oitomeia, Barichello, Wittig, Oitomeia, Barichello, sposta calcia addosso a Di Eugenio. Roma che per ora parte 2-2 in difesa con Avellino, Dimas, Ercolessi e Di Eugenio. Barichello, vertice basso del 5 contro 4 del Pesaro. Galliani, Oitomeia corti, Wittig e Tony Dandel molto aperti. Wittig, Barichello, calcia Barichello, deviazione palo, occasionissima Pesaro, Wittig murato da Avellino. Oitomeia, Ducci, la parte vuota, Dimas non calcia perché Galliani è intervenuto bene in scivolata. Qui rivediamo l'occasione precedente. Oitomeia sposta, calcia e Ducci para. Biscossi in avanti, non trova Dimas. Ovviamente adesso Roma che sale in pressione per negare l'inserimento comodo al Pesaro del portiere in movimento, che però non la riesce a tenere la palla. Barichello, controllo in movimento, sfida apertamente a tutto campo Di Eugenio, scucchiaia per Wittig, una palla imprecisa e imprendibile per il tedesco. Lancio di Ducci, Wittig con i suoi centimetri, Tony Dandel col tocco, Avellino in avanti per Ercolessi contro Oitomeia, non c'è fallo su Ercolessi, si gioca. E ora il Pesaro sì che lo rimette il portiere. Oitomeia, Tony Dandel, Oitomeia. Roma che non è riuscita a rimettere dentro Di Eugenio, specialista della difesa del portiere. È rimasto Biscossi al suo posto. Wittig, Galliani, Wittig, ancora da Galliani. Barichello, Oitomeia, il ritmo, in angolo, Tony Dandel deve tenerla in campo, termina giù. Riesce a trovare in qualche modo Galliani. Rimessa ancora Pesaro.
96 secondi alla fine, ora Roma che il cambio lo fa. Rientra Di Eugenio per Biscossi. Wittig, Barrichello, Oitomeia, Barrichello calcia, un bel blocco regolare portato da Wittig, angolo Pesaro, dentro i 90 secondi. Galliani non trova Tony Dandel sul secondo palo. Ha trovato bene l'uomo in angolo, stavolta il Pesaro che sceglie di rimanere con Galliani in porta, anche se come vedete ci sarebbe tutto il tempo per fare il cambio e rimettere Manservigi. Bargnesi prova a chiamare time out in quest'ultimo minuto e 18, ho segnato il talloncino del minuto di sospensione alla crono Paverani, non controlla Tony Dandel, rimessa Pesaro e Bargnesi ottiene lo sperato time out a 1 minuto e 12 dalla fine. Chiaramente disegnerà la fase di possesso col portiere di movimento in casa Roma, chiaramente senza allenatori, in questo momento sono i giocatori a parlare. ...72 secondi alla chiusura del match. 4-3 per la Roma. Ital Service Pesaro chiaramente col portiere di movimento. Non potrebbe essere altrimenti. Barrichello. Tony Dandel. Barrichello. Angolo, Galliani, sponda, Wittig. Barrichello, rotazione, 1-2-1 la difesa della Roma adesso. Barrichello. Oitomeia, doppia chiusura, la palla che resta lì. Wittig, sponda, Galliani. Wittig, calcia, palla complicatissima per Ducci che para. Poi Di Eugenio allontana, palla che sfila sul fondo. Si è salvata qui la Roma con una gran parata di Ducci. 40 secondi alla fine, rimessa Pesaro. Mezzo minuto alla fine. Ultimo, forse penultimo tentativo per il Pesaro. Barrichello, Oitomeia, lascia sfilare, va giù, non c'è fallo. Tony Dandel sul secondo palo. Non c'è nessuno. Noi rivediamo. Contatto per me falloso di Avellino su Oitomeia. Poi Tony Dandel mette una bella palla lì dove va messa. Galliani non attacca il secondo palo. Seconda palla Marconi, Battute, le seconde palle Dimas. 27 secondi e palla in mano alla Roma. Un angolo. Seconde palle check. Marco arriva sulle seconde palle. C'è avuto un fallo. Sulle seconde palle. Parquet asciugato. Siamo pronti. Lancio di Ducci. Profondo cercando Di Eugenio. Lancio impreciso di Ducci. Sanguinoso perché era un'occasione per la Roma per poter tenere palla. Invece palla subito consegnata al Pesaro. Oitomeia allunga. Ercolessi. Che chiusura. Ottima partita di Ercolessi. Ottima. Barrichello. Wittig. 15 secondi. Oitomeia. Finta. Giù Ercolessi. Oitomeia calcia. Di Eugenio intercetta.
va a terra anche di Eugenio Ercolesi, il match winner di Marco Ercolesi a 4 secondi dalla fine, ha vinto la Roma 5-3. L'avevamo detto proprio pochi istanti fa, ha fatto una grande partita, soprattutto in fase difensiva. Marco Ercolesi qui su una serie di corambole fa la cosa giusta anche in fase offensiva, non col piede forte, col piede debole, trova il gol che chiude la partita e vale i primi 3 punti per la Roma a 4 secondi dalla fine, è 5-3. E allora suona la sirena al Pala Olgiata di Roma, la prima della Roma in Serie A è buona, vince 5-3 contro l'Italservice Pesaro. Una bellissima partita, una bella Roma, un bellissimo Pesaro che esce sconfitto nel risultato ma non in quello che onestamente ha detto il campo. Ha giocato una grande partita il Pesaro, è stata più cinica, più spietata sotto porta la Roma, che dopo il 4-2 del primo tempo ha stretto i denti dopo che il Pesaro aveva accorciato a inizio secondo tempo con la rete del 4-3, ha tenuto botta fino all'ultimo e alla fine ha trovato il vincente con Marco Ercolesi che ha chiuso la sofferenza per i giallorossi e salgono a 3 punti in classifica dopo questa prima giornata di una stagione che sarà lunga, bella e avvincente. È tutto dal Pala Olgiata per questa prima giornata da parte di Matteo Santi.